Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di lunedì 9 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: Veneto Record, 1 milione di test gratis in 6 settimane. Boom dei tamponi antigenici per ottenere il Green Pass. A breve lo stop della regione. Il costo 8 euro per i ragazzi e 15 per gli adulti. Spiega il Gazzettino. In 6 settimane di tamponi liberi e gratuiti, il Veneto ne ha erogati più di 1 milione. Questo significa che, in appena un mese e mezzo di piena estate, si è concentrato oltre 1/10 dei test complessivamente effettuati in 1 anno e mezzo di pandemia, pur passata per ondate ben peggiori dell'attuale. Di fronte a numeri che, oltretutto, continuano a ingrossarsi a causa di un chiaro effetto Green Pass su quanti non si sono vaccinati, la Regione sta valutando il prezzo dei test, con ogni probabilità 8 euro per i ragazzi e 15 per gli adulti. Si vuole evitare che il tampone diventi una alternativa al Green Pass. E la foto della prima pagina scelta dal Gazzettino riguarda le Olimpiadi, la premiazione delle ragazze che hanno conquistato nella ginnastica ritmica la 40ª medaglia dell'Italia. E proprio alle Olimpiadi è dedicato il primo sfoglio del Gazzettino, che riassume un po' l'avventura olimpica di cui è stata protagonista l'Italia. Vincente integrata, il miracolo Italia. Sogno il bis a Parigi, bello fare la storia. Questo è il titolo che introduce una intervista a Jacobs, il vincitore dei 100 metri piani e anche della staffetta 4%. E poi in 2 pagine sono ritratti tutti i 40 medagliati italiani che hanno reso storica la trasferta in Giappone. E ancora altre 2 pagine con la testimonianza di altri protagonisti dell'avventura italiana, come ad esempio il velocista Filippo Tortu. Esaurito l'argomento Olimpiadi, si torna a parlare di pandemia, di Green Pass, spiagge come nel 2019, l'effetto sul turismo di vaccini e Green Pass. Bocca di Federalberghi, tedeschi e francesi sono tornati ad affollare le coste italiane, grazie alla campagna di profilassi, percepiti più sicuri di Spagna e Grecia. Questa una notizia certamente confortante per tutti gli operatori del settore. L'ultima follia dei ragazzi: nascondono di essere positivi per non dover tornare a casa. In Puglia l'allarme dei sanitari, sempre più casi non dichiarati anche tra i camerieri stagionali dei locali. Questo è un riflesso che invece certamente può inquietare se si diffondesse questa idea, questa abitudine di nascondere la propria positività per non dover patire le conseguenze che vengono imposte a chi è positivo, ma sono conseguenze che sono a tutela sua e anche di tutti coloro che vivono a contatto con una persona che può avere contratto il virus. Ancora, assalto, liti abusivi a Venezia il Ferragosto è al livello pre-Covid. Ressa e Vaporetti e parcheggi esauriti, tornano anche i venditori di biglietti falsi, ma l'occupazione alberghiera non va oltre il 70%. Il Palio di Feltre batte il virus, 500 tamponi, 0 positivi. Il Duomo vince la manifestazione caratterizzata da misure di sicurezza senza precedenti. Si tratta uno dei pochi pali che si svolgono quest'anno in Italia e anche per questo certamente ha meritato uno spazio sulle pagine generali del Gazzettino di Belluno. Andiamo ancora avanti. Campagna mirata per età, il piano del governo per convincere i Novax. Oltre alla comunicazione ad hoc, pressing sulle regioni per il raggiungimento attivo. In azione unità mobili di difesa e protezione civile,
più gli hub al mare senza prenotazioni. In campo anche medici di famiglia e pediatri, da convincere in primis i 4,4 milioni di over 50 senza alcuna dose. Un Ferragosto a 45 gradi, l'allarme per gli incendi, ora serve l'aiuto di tutti. È la settimana più a rischio, il picco domani e mercoledì, temperature in salita a nord-est, in Calabria i roghi non si fermano, DPCM di Draghi, in arrivo rinforzi da tutta Italia. Ma saltiamo le pagine generali del giornale e arriviamo a quelle dedicate alla provincia di Belluno. Virus, nuova impennata di contagi. Nell'ultima settimana i nuovi casi positivi sono passati da 44 a 66 per 100.000 abitanti. L'epidemia non rallenta. In Veneto la ripresa è stata però più veloce rispetto a qui. Tracciamento e misure per arginare la diffusione funzionano. E la foto notizia scelta per la prima pagina di quest'oggi è dedicata al Palio. Palio di Feltre, la vittoria va al Duomo. Il Duomo, spiega il Gazzettino, come era nelle previsioni, si è aggiudicato il Palio di Feltre, alzando al cielo il suo 12° drappo. Delusione contenuta tra gli avversari, perché la sfida di aver organizzato il Palio con regole stringenti è stata la vera vittoria. Andiamo all'interno. Noi negozianti del centro discriminati dalla sosta blu. L'articolo viene da Belluno. I commercianti si sentono sempre più penalizzati dai parcheggi a pagamento e dai vigili inflessibili. C'è chi è stato multato 2 volte in poche ore mentre scaricava le merci, chi ha perso clienti. C'è grande differenza di trattamento tra noi e i nostri colleghi di periferia o quelli dei centri commerciali. Questa la sottolineatura dei negozianti del centro di Belluno. Quelle aree sono sempre piene, perché dovrebbero essere gratis? Questa è la risposta, la sintesi della risposta da parte dell'amministrazione comunale. Il consorzio inviò una lettera al sindaco Massaro 5 anni fa, l'ha riproposta nei giorni scorsi. Il sindaco risponde e c'è appunto l'articolo con la risposta del sindaco alle critiche e alle preoccupazioni dei negozianti del centro. Ciclabili, Dossi, zona 30, ora la città è più sicura. Nuove piste protette per ciclisti e pedoni, partita una prima tranche di interventi, corsie per bici da Viale Fantuzzi a Via Prade e passaggi rialzati tra Cavarzano e Nogaré. E c'è anche una cartina con gli interventi in progetto che possono contribuire a rendere più vivibile la città di Belluno. La Lega contro la maggioranza in città, polizia locale, mancano 10 agenti. Luciani e Sovilla, l'amministrazione ha sfasciato un'eccellenza, servizio scarso anche al telefono. Si torna poi a parlare di pandemia, contagi ancora in crescita ma il tracciamento funziona, è l'approfondimento del titolo che è stato lanciato in prima pagina. La media settimanale è passata da 44 a 66 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Rispetto alle altre province diffusione rallentata, la prevenzione sta funzionando. Giornata del sacrificio sul lavoro, il ricordo di Marcinelle della ABM. La cerimonia ieri presente numerose autorità della provincia. Artista dell'anno apre a Belluno la mostra di Marcello Iori, vincitore del premio Belluno Cortina 2021, espone al Palazzo Fulcis. E poi ci sono 2 pagine dedicate al Palio di Feltre, vinto, come detto, dal Duomo. Abbiamo dimostrato che anche con le regole si possono fare eventi. Questo è la sintesi dell'articolo dedicato agli organizzatori della manifestazione. Il presidente dell'Ente Palio esprime soddisfazione e parla delle difficoltà che si sono dovute superare. Le altre contrade non si disperano, partecipare è la vittoria di tutti. Thomas Piol, abbiamo perso per una manciata di punti ma ci ripaga il lavoro fatto tutti assieme. Francesco Larese, il risultato brucia però abbiamo dimostrato di essere una bella squadra. Don Giorgio De Nardin reggerà le 8 parrocchie di Zoldo.
prenderà il posto di Don Paolo Arnoldo, il parroco attuale, che lascia il suo incarico ma rimane in valle per collaborare col nuovo parroco. Il ritorno alle seconde case, ma alberghi ancora liberi. Alverà, da Cortina, agosto sta andando bene, ma per il tutto esaurito si dovrà aspettare. Le restrizioni nei viaggi hanno indotto i proprietari a utilizzare le loro abitazioni. Saetta sulla centralina, esplosioni e blackout ad Auronzo alla centralina elettrica. La scarica nel cuore della notte, sul posto i vigili del fuoco. E chiudiamo con una notizia sportiva. C'è stata la prima partita di allenamento della nuova formazione bellunese di Serie D, Dolomiti Bellunesi, così si chiama, nata dalla fusione tra Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico. Prima partita storica che è stata vinta per 11-2 contro la formazione della Agordina. Dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi, che in prima pagina come titolo principale sceglie il seguente: alberghi, agosto da tutto esaurito, incognita Cortina. Quasi impossibile trovare una camera libera sulle Dolomiti Bellunesi. Solo in Ampezzo regna l'incertezza. Qualche disdetta di troppo, sottolineano da Cortina. Andiamo all'interno del giornale. Continua l'estate dei balli proibiti. Primi sigilli ai locali, i gestori in rivolta. I proprietari delle discoteche, fateci incontrare il ministro Speranza. I presidi sia il Green Pass, ma con 8.000 assunzioni. Oggi sono 13.578 i contagiati nel Veneto. I numeri dell'epidemia, i positivi sono 10 volte quelli scoperti l'estate scorsa, ma i ricoverati sono pochi più di allora. La Lega divisa tra vaccini e Green Pass. Zaia alza la voce contro i cortei Novax. Il dibattito nel partito dopo gli appelli al presidente all'immunità di gregge e la protesta cavalcata da 2 parlamentari. E il giornale fa un po' il punto del pensiero, dello stato d'animo della Lega. Andiamo ancora avanti. Arrivano i primi 25 miliardi dall'Unione Europea. Mattarella, sforzo di tutto il paese. Decolla il recovery plan, il capo dello Stato, dall'Europa la spinta per uscire dal Covid, adesso sforzo responsabile. L'esecutivo prepara il tavolo con gli enti locali e le parti sociali. Superiamo alcune pagine del giornale di carattere generale e nazionale e arriviamo alla parte del Corriere delle Alpi dedicata alla provincia di Belluno, che si apre con un approfondimento del tema lanciato in prima pagina. Alberghi, è un agosto da tutto esaurito, l'incognita è Cortina, troppa incertezza, difficile trovare camere libere sulle Dolomiti, solo la presidente ampezzana è delusa. Qualche disdetta di troppo. Sospiro Federalberghi, bene, ma la stagione non si salva in 15 giorni. Fiducia per settembre. E speriamo proprio che questa fiducia possa essere ben riposta e anche gli operatori del turismo bellunese possano avere le necessarie e attese soddisfazioni. Telefoni fissi muti in tutta Valmorel, Alpeden protesta, così non si lavora. Da venerdì linee team KO, non funziona neanche il bancomat. Massimo Cazzaro, i clienti non ci trovano, chiederò i danni. Cimbri, un momento atteso da decenni, sarà riconosciuto il diritto di superficie. L'annuncio è stato dato dal presidente Lino Azzalini. Prossima la firma dal notaio, si punta al recupero a fini turistici di ex case forestali e casoni. La comunicazione ieri durante la festa in Cansiglio. La telemedicina è un accessorio, non un salvavita. Questo è il parere dei comitati
della Gordino, del Cadore del Comelico, comitati che si interessano della sanità della provincia di Belluno. Intelligenza artificiale bellunese a Dublino lancia la sfida a Google e Amazon. Alessandro Prest con l'amico Luca Boschin ha aperto Visua. La startup è leader nel riconoscimento delle immagini. Le imprese chiedono di tener monitorato il loro brand negli eventi e sul web. L'azienda è partita con l'idea di sviluppare la lettura automatica dei loghi aziendali. La nostra tecnologia, sottolineano, permette di capire se un prodotto è realmente originale. In cerca di capolavori, viaggio a Dosoledo, il paese degli antiquari. La famiglia Sacco Sonador è un'istituzione in questo settore di nicchia. Nelle case austriache altoatesine abbiamo trovato veri tesori accantonati. La passione per il vecchio si tramanda di padre in figlio, ma serve un turismo ricco. Luciano sta istruendo il figlio 23enne, Alessandro è l'erede di Alberto, dal maestro Muti ai Marzotti e i Coin, tanti i clienti dai nomi illustri. Le terme di Valgrande sono un volano per il Comelico. Davide Zanzonella Necca guarda al futuro. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Si apre uno spiraglio per la stazione di Belluno, stalli delle corriere in un piazzale di RFI delle ferrovie. Aperto il confronto con il comune per utilizzare lo spazio. L'assessore di Belluno Frison ha aperto il tavolo tecnico. Troveremo la quadra. Con questa soluzione Via de Min sarà salva, nessun cambiamento su parcheggi e viabilità. Verso le elezioni comunali di Belluno, il centrodestra cerca un civico. Sul tavolo 4 nomi, ma poche certezze. A una decina di mesi dal voto nessuno schieramento ha ancora un candidato forte. Rumors su Schenal, Chemello, De Pellegrin e Triches. De Menech e Vignato le prime ipotesi del centrosinistra, maggioranza al lavoro. Una giornata per ricordare il sacrificio degli emigranti. Ci hanno dato un futuro. Cerimonia dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ieri a Belluno nell'anniversario di Marcinelle, un ex minatore, anni tragici. Quanta fatica ho fatto, nemmeno il Padre Eterno lo sa. È stata infatti la cerimonia un'occasione anche per ricordare, tramite la voce di testimoni, cosa è stata l'emigrazione all'estero nei decenni scorsi e il lavoro di tanti italiani in questa situazione. Don Roberto De Nardin, parroco a Val di Zoldo, guiderà 8 parrocchie, compresa quella di Zoppè, sostituisce Don Paolo Arnoldo, che resta come vicario. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, ed eccoci alle 2 pagine che sono dedicate al Palio di Feltre. Palio al Duomo con una magia tattica, nei cavalli successo amaro di Castello. Topalli regala al Leone rampante la 3ª vittoria di fila, ma la Stella conquista il 12° titolo grazie ai piazzamenti. Grande spettacolo a Pra del Moro per i 1000 spettatori ammessi sulle tribune. Santo Stefano è imbattibile al tiro alla fune, è il 6° sigillo consecutivo. L'esultanza di Lusa e Gaio con il drappo conquistato, ripartire non era facile, ma è andata alla grande. La benedizione del vescovo Marangoni, evento che porta speranza, perché nell'ambito del Palio c'è sempre nella mattinata anche la messa celebrata proprio per i partecipanti alla manifestazione. Lucarento e il suo drappo, il drappo realizzato per il Palio, un'opera per riflettere sull'arte e sulla esistenza, e ci sono anche le fotografie di questo palio particolare rispetto a quelli tradizionali. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.